ogni giorno spero che sta terra antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare, sempre qui in alto di sta miseria, che tanti figli soffre ancora come a me. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi vi farò la cimatura delle fave. Allora, queste fave le ho seminate il 17 di ottobre del 2021. Purtroppo il video non l'ho fatto perché già ho un video già esistente sul mio canale, casomai poi vi metto in descrizione. E poi ho fatto dopo un mese, che era il 15 di novembre sempre del 2021, ho fatto la prima rincalzatura, che potete trovare sempre video sul mio canale, che ho fatto anche video. Così la pianta sta dritta. Ovviamente c'è chi mette i tutori, io i tutori non li metto, come potete vedere sono già ancora all'impiedi, certo qualcuno si è abbassata perché c'è stato vento, insomma pioggia, brutto tempo c'è stato in questa settimana. E niente, oggi che siamo dopo 5 mesi e qualche giorno, andrò a fare la cimatura delle fave. Allora, voglio dire che già dalla semina per cimare la pianta minimo ci vogliono minimo 5 mesi per cimare. Ovviamente le piante già ora sono cresciute, c'è chi la fa prima e c'è chi la fa dopo, insomma. La cimatura all'incirca si fa dopo i 5 mesi, quando la pianta ha diversi giri di fiori e soprattutto ha anche le fave, che già qualcuno già sta cominciando a spuntare, come potete vedere qua si vede, questi sono le fave, già questo è arrivato il momento per fare la cimatura. Guardate quanti giri ci sono di fiore, perché queste sono tutte fave. Ora la cimatura si fa per diversi motivi, sia per bloccare, diciamo, la pianta che non cresce più in altezza, perché se noi la facciamo crescere toglie tutto il nutrimento, diciamo, a frutto, in questo caso la fava. E poi si fa la cimatura per rinforzare, insomma, la pianta e tutto il nutrimento che la pianta dà per la crescita una volta cimata la darà ai frutti, così i frutti crescono più grossi e abbiamo un buon raccolto. Invece se non si cima la pianta, le piante, quelle di sotto mangiano di più, ovviamente quelle di sopra mangiano di meno. Per questo motivo, se noi facciamo la cimatura delle fave, ripeto, tutto il nutrimento che la pianta deve dare per lo sviluppo la darà ai frutti, così noi avremo diversi frutti belli grossi. Ovviamente quelle di sotto sono più grosse e poi piano piano la pianta, man mano che si raccolgono quelle più grosse, quelle più sopra poi si ingrosseranno una volta che non ci sono più quelle di sotto, che poi noi andremo a prendere quelli teneri, diciamo. Va. Se voi invece dovete lasciare alcune piante per la semina, vi consiglio di lasciare quelle di sotto, come in tutte le piante da ortaggi, se lascio tipo i pomodori, se lascio le melanzane, sempre la pianta bassa, perché prende più nutrimento rispetto a quello di sopra, e quello è buono per lasciarla per i semi. Vi farò vedere come andrò a cimare per chi non lo sa come si cima la fava. Allora cominciamo di qua. Guardate, la cimatura si fa, è semplice. Vedete la pianta, anche se è più piccolina, vedete, questa qua è più piccolina che sta crescendo, però questo non lo dobbiamo fare. E poi volevo dire anche una cosa: quando andiamo a cimare questi qua non li buttiamo qua, perché poi vengono attaccate. Ora appena si butta un po' di caldo, questi vengono attaccati dagli afidi, perciò anche se sono per terra gli afidi cercano le punte dove loro, diciamo, dove succhiano meglio la linfa e la foglia è più tenera. Queste qua non le buttiamo per terra, possibilmente poi seccano, però non le buttiamo, le raccogliamo e poi possiamo mettere del compost, così
così avremo le piante che non sono, insomma, che non sono state attaccate dagli afidi. E poi volevo dire anche un'altra cosa: con queste punte, queste cime di fave, diciamo, si possono fare, tipo come ora, si possono fare diverse ricette. La signora Paola le sa fare, purtroppo io il video per ora non lo posso fare perché lei ora non c'è, quando sale poi qua le facciamo. Non lo so, forse in questa settimana deve passare, però io lo sto facendo ora il video e poi mal che vada si fa in futuro, diciamo. Insomma, queste qua la signora Paola fa diverse ricette. Io ora vi accenno qualche ricetta che lei mi ha detto. Allora, queste qua si possono sbollentare quando 2-3 minuti, insomma, no molle, diciamo, tipo croccante, si possono sbollentare e poi si scolano. E poi si fa un po' di pastella, possibilmente a posto di aggiungere acqua si fa con la birra, che viene una meraviglia, si immerge nella pastella e si frigge e vedrete che è una meraviglia, sa di spinaci questa qua. Poi potete fare sempre sbollentando, tipo come spinaci sbollentando, e si può fare anche una frittata con le uova, le sbattete, le unite con le uova e fate una bella frittata. Poi si possono fare sempre sbollentate, cotte, si scolano come gli spinaci, si scolano e poi si frullano mettendo l'olio, tipo pesto, diciamo, l'olio, parmigiano, i pinoli, insomma quello che vi piace, le frullate nel frullatore e fate una bella crema come se fosse stato facendo il pesto. E poi fate la pasta, la mettete di sopra, gli date una gelata, un po' di formaggio grattugiato e vedete che è una squisitezza. Provate queste ricette, che non le buttate questi cime, perché questo qua si mangiano. Quando verrà la signora Paola poi faremo qualche ricetta che poi la metteremo sul mio canale. Ora io vi faccio vedere tipo a rallentatore per fare capire alle persone se vanno a cimare le fave. Guardate, allora, in questo caso, vedete, state vedendo già molte impaccature di fiori, di fave piccoline. Guardate, si cimano così, si prendono, state vedendo, si prendono così, vedi qua ci sono i fiori, si prende la punta, pollice indice, così, state vedendo la punta, così, si pollice indice e togliete la punta, così. State vedendo? E questa è la punta. E questa è la rimanenza che resta qua, e queste qua poi faranno le fave. E queste sono le punte. State vedendo? Così si fa la cimatura. Uno. Si fa in tutte le fave. Ovviamente quelli piccolini che stanno crescendo le fate crescere e poi le fate in futuro. Però già da quinto mese già potete fare la cimatura. Ovviamente ci debbono essere diversi giri di fiore, ovviamente, che porteranno poi le fave, se no andiamo a cimare prima, togliamo diciamo la fioritura che porteranno le fave e avremo poco raccolto. Invece così, dopo 5 mesi che la pianta è cresciuta, state vedendo, all'incirca sarà 80-90 cm. Allora ora vi faccio vedere sempre un'altra cimatura, state vedendo, così è facile, state vedendo, così, e togliete la punta così, vedete? Le mettiamo qua, poi questi li togliamo, non li buttate nel terreno, casomai le mettete, se le voi non le consumate, le mettete del composto. Va bene, ora vi faccio vedere sempre un'altra cimatura. Questa è più grande, state vedendo, questa è più grande, state vedendo, questa qua già c'ha la fioritura, questa qua noi la dobbiamo, state vedendo, questo è fiore qua che sta facendo, perciò la pianta si tende seminato, siccome già ha diversi giri di fiore che porteranno le fave, perciò la dobbiamo cimare, se no poi abbiamo fave piccoline, grossi di sotto e poi questi qua piccolini. Noi andiamo a restare la pianta e poi avremo tutti i frutti della stessa pezzatura, diciamo. Va bene, tagliamo un'altra pianta così, vedendo, questa è la cimatura. E le mettiamo qua, poi le raccolgo. Ti faccio vedere un'altra cimatura, così prendete la punta così e tagliate. E questi sono i fiori che porteranno le fave, così la pianta di qua non cresce più.
L'ultimo esempio, perché non voglio allungare il video, mi sposto più qua si vede meglio. State vedendo? Sempre la foglia, l'ultima foglia e poi sale lo stelo. State vedendo? Questo qua, prendete qui la punta, poi il pollice e l'indice così e tirate così, state vedendo? E si rompe. E questa qua è la cimatura, state vedendo? Ora la pianta così si arresta. Ora io vado a fare tutta questa procedura per tutte le piante e nel frattempo ora vi faccio vedere una cosa vi faccio vedere che già c'è qualche fava che sta crescendo, l'ho vista l'altro giorno, vediamo dove. Qua, state vedendo questa qua come sta crescendo. Ora una volta che noi andiamo a cimare, tutte queste fave prenderanno tutto il nutrimento che la pianta dava a svilupparsi, si blocca e la pianta dà tutto il nutrimento a frutto, alle fave. Vedete quanto ce ne sono. Allora va bene, io vi ho fatto vedere come si cimano le fave, vi ho fatto vedere come le potete fare che in cucina. Va bene, allora io non voglio allungare più il video perché sennò non si finisce mai di parlare. E io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, se volete condividerlo mi può fare tanto piacere. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video vi arriva una notifica che ho caricato un video. E che dire, un grande saluto e un abbraccio a tutti. Ci vediamo ai prossimi video.